Grazie a tutti e a tutte per essere qua. È un onore poter presentare un po' di idee che ho organizzato attorno alla mia attività di ricerca degli ultimi, da quando ho cominciato a farla, negli ultimi 30-40 anni. Allora, di cosa parleremo? Prima di tutto una brevissima presentazione in modo che voi sappiate chi sono, nei limiti del possibile. Poi parlerò del problema della sicurezza nel trasporto aereo, di come è stato risolto in modo non completamente soddisfacente e di come il tentativo di risolverlo in modo più soddisfacente ha portato alla nascita di nuovi metodi di calcolo che possono essere applicati nei campi più svariati. Prima di tutto, ecco, io sono un ingegnere civile, una volta si diceva che mi sono laureato nel ramo strutture, e poi ho conseguito il dottorato di ricerca in meccanica delle strutture, quindi mi occupo fondamentalmente di calcolo di tensioni e deformazioni in travi, pilastri, solai, cose di questo genere, non necessariamente di edifici civili, possono essere, anzi solitamente sono edifici di costruzioni di ingegneria aerospaziale, ma potrebbe essere navale, meccanica, di qualunque tipo di struttura. Poi ho passato un lungo periodo di quei 14 anni, 11, nel Dipartimento di Aeronautica dell'Imperial College, dove sono evoluto da un ingegnere che aveva studiato ingegneria civile a uno di ingegneria aerospaziale e sono tornato nel 2008 all'Università di Padova come il professore di costruzioni e strutture aerospaziali. Allora, tutti noi prendiamo l'aereo, era un po' un problema per me trovare qualcosa che fosse abbastanza di interesse per tutti, perché noi non ci occupiamo di storia, di poesia, di arte, di scienze naturali, siamo tecnici. E allora partiamo dalla sicurezza del trasporto aereo, che qui vediamo eccolo qua. Questo grafico dal National Safety Council è un'agenzia americana che si occupa di sicurezza nei trasporti. E con una unità abbastanza insolita, la unità delle colonne è il numero di morti per centinaia di milioni di passeggeri per miglio, si vedono i vari elementi. Per esempio il verde, questo qui, questi sono il tasso di morti per il trasporto automobilistico. Molto più piccole sono le colonne che rappresentano il tasso di morti per il trasporto con gli autobus, e sempre piccolo e simile è questo. Questi sono i morti nel trasporto ferroviario. Riguardano gli Stati Uniti, ma i dati per l'Occidente non sono molto difficili. E questo, che praticamente c'è solo, vedete, c'è un piccolo puntino nel 2009, rappresenta il tasso di morti per il trasporto aereo. Allora uno potrebbe pensare, il trasporto aereo è super sicuro, e lo è super sicuro, ma nello stesso tempo l'unità di misura che moltiplica il numero dei passeggeri per la lunghezza del viaggio ammazza, diciamo così, il numero di morti nel trasporto aereo, perché il viaggio medio di un trasporto aereo è molto più lungo del viaggio medio di un trasporto automobilistico. E quindi, comunque, questo per dire il trasporto aereo è molto sicuro, ma nello stesso tempo bisogna stare attenti a come vengono presentati i dati. Allora, questa era nel caso non avesse funzionato il link di Zoom, quindi passiamo. Vediamo un po' di storia della sicurezza del trasporto aereo. Questo è il primo aereo da trasporto passeggeri non ad elica che è entrato in servizio nel 1953. Era ancora il periodo in cui l'Europa pensava di poter competere con gli Stati Uniti, non tanto l'Europa ma il Regno Unito, quindi era una costruzione inglese, e nel 1953 entrano in servizio, tra il 1953 e il 1954 in pochi mesi ne precipitano 4. E allora fermano naturalmente l'utilizzo di questo aereo, lo sospendono e cominciano a preoccuparsi. La compagnia aerea, quella che poi sarebbe diventata British Airways, dona uno dei suoi aerei all'ente che è incaricato di svolgere le indagini, e questi compiono una serie di indagini costosissime, lo vedremo molto brevemente, che vogliono rappresentare il tipo di sollecitazione a cui è sottoposto un aereo. Qui vediamo l'aereo di solito subisce quello che viene chiamato il ciclo terra-aria-terra, è a terra sulla pista dell'aeroporto, a pressione atmosferica, con i portelloni aperti, all'interno della fusoliera e all'esterno c'è la stessa pressione, la fusoliera è scarica.
Poi l'aereo decolla, arriva a una quota molto alta, la pressione interna per il benessere dei passeggeri diventa molto più alta della pressione esterna e quindi la fusoliera è in grande trazione, è come se l'aereo fosse gonfio finché vola. E poi atterra e ritorna alla condizione iniziale. Allora, per simulare questo, cosa hanno fatto? Hanno preso l'aereo, l'hanno messo in una vasca, gli pompavano dentro dell'acqua, questo nel 1954, che è l'acqua ad alta pressione che realizzasse la stessa differenza di pressione che c'era tra l'interno e l'esterno, caratteristica del volo in quota. E nel giro di pochi cicli di carico, pochi cicli di carico vuol dire alcune migliaia, cosa succedeva? Succedeva quello che si vede qua. Questa è una foto presa dall'interno con pochi cicli di carico, quindi dopo qualcosa che può corrispondere a 1000-1500 voli, quindi a 2-3 anni di utilizzo di un aereo che voli per esempio in Europa, si aprivano queste fratture incredibili e si ritiene che questo è quello che è successo anche agli aerei in quota. Nel momento in cui cedeva la struttura, l'aereo esplodeva sostanzialmente. Allora si è deciso, vedete qui, dove la cricca, dove la frattura è più larga, è il punto di partenza, che vuol dire la frattura parte dagli angoli del finestrino e dagli angoli del finestrino si diffonde verso l'esterno. Però gli ingegneri, qualcuno magari pensa che abbia una testa squadrata, e può darsi che sia vero, non si limitano a questo, recuperano il relitto di uno degli aerei che era sul fondo del Mar Tirreno vicino all'isola d'Elba e ne riassemblano, hanno un telaio fatto di struttura d'acciaio, graticcio, e rimettono, come un puzzle, rimettono al posto giusto tutti i pezzetti di fusoliera che hanno trovato sul fondo del mare. E questo è quello che si vede. Vedete, dove riescono a ricostruire un pezzo abbastanza grande, si vedono proprio le cricche che partono dagli angoli dei finestrini. Sono stati degli errori di costruzione. Fra l'altro errori di costruzione che gli ingegneri ferroviari avevano già risolto da tempo nel loro ambito. Allora, detto questo, veniamo a questo, credo che sia l'ultimo incidente di quel tipo, nel 1988, è avvenuto alle Hawaii e cosa succede? Succede che per il problema di fatica, questo problema di fatica che vuol dire che una struttura è caricata ciclicamente, si è staccata dall'aereo una porzione di fusoliera. Però l'aereo è riuscito ad atterrare. In questo incidente è morta una sola persona perché non aveva la cintura allacciata. Quindi dalla depressione è stata risucchiata al di fuori dell'aereo. E qui, comunque l'aereo poi non è più rientrato in servizio. Allora, il fenomeno di rottura. Qua adesso noi come ingegneri classifichiamo, adesso chiaramente semplifico, la rottura in 3 meccanismi. Qui vediamo una struttura è posta in trazione, la struttura è quella grigia chiara al centro, viene tirata, ad un certo momento tira, la struttura si rompe, si dice che si raggiunge la resistenza del materiale. Questa rottura negli aerei non avviene mai, perché gli aerei sono sovradimensionati, non ci sono raffiche di vento abbastanza forti da spezzare l'ala di un aereo. Seconda rottura è quella che non arriva alla rottura del materiale, ma arriva quello che viene chiamato con un termine tecnico buckling, vuol dire voi prendete un raggio di bicicletta, se appendete sotto al raggio di bicicletta un'anguria, il raggio di bicicletta regge il peso dell'anguria benissimo, se capovolgete il problema e appoggiate l'anguria sopra il raggio si inflette, perché in trazione resiste molto meglio che in compressione. Questo tipo di rottura negli aerei non succede mai, perché se succedesse sarebbe una catastrofe immediata. Quello che succede sempre negli aerei è la rottura per fatica, quando il carico varia, però il carico, vedete, lì ci sono i carichi ciclici, il valore massimo del carico è molto più piccolo del valore di rottura del materiale. Quindi non si arriva neanche mai vicini al valore di rottura statica. È che ogni piccola applicazione ciclica induce un danneggiamento non percepibile, ma quando il carico viene ripetuto, per esempio nel caso delle ferrovie, milioni di volte, può portare alla rottura del binario o alla rottura degli assi ferroviari. E in aeronautica, quando praticamente in tutti gli aerei esistono delle microfratture che si propagano molto molto lentamente a seguito dei cicli di carico che interessano gli aerei. Non sono solo il ciclo terra-aria-terra, ma per esempio ogni raffica di vento
può essere considerato un ciclo di carico, e ci sono molti, anche quando l'aereo rulla sulla pista, ci sono tutte delle vibrazioni che inducono dei carichi bassi, ma la ripetizione di tutti questi cicli per decine, centinaia di migliaia di volte possono generare un danneggiamento tale che ad un certo momento, noi diciamo, riduce la sezione resistente in modo tale da comportare una rottura immediata. Però questo era successo nel 1954, è successo in modo meno catastrofico nell'88, adesso, da quanto mi risulta, non succede più. Non succede più, anche se e questo perché, adesso qui andiamo un po' veloce, se voi guardate il punto C, controllo check C, l'aereo deve essere portato in hangar ogni 15 mesi, quindi non è che sia una volta ogni 15 anni, ogni 15 mesi deve essere portato in hangar, e si procede allo smontaggio, ispezione e riassemblaggio di alcune parti strutturali della fusoliera, delle ali, della coda e così via. Potete immaginare qual è il costo della manutenzione. Vuol dire che l'aereo per varie settimane non può volare, quindi non produce utile. E in più bisogna pagare i tecnici, che sono tecnici molto specializzati, che conducono queste indagini. E quindi questo è un danno economico notevole per le compagnie aeree, ma anche per le case produttrici di aerei. La manutenzione quindi è rigidamente programmata, ogni aereo è una specie di diario, alla fine di ogni volo il pilota segna sul diario ho incontrato raffiche di questo tipo e si tiene traccia di ciascun intervento di riparazione che viene fatto. Questa manutenzione rigidamente programmata è necessaria perché gli strumenti di calcolo strutturale che noi usiamo non riescono a predire col dovuto grado di affidabilità la propagazione delle cricche dovute ai fenomeni di fatica. Cioè noi con i metodi di calcolo automatico non riusciamo a simulare la propagazione delle cricche che variano con le decine di migliaia di cicli. Il problema è innanzitutto teorico, non è solo pratico, cioè i metodi di calcolo che noi abbiamo usato fino a pochi anni fa, la matematica alla base del calcolo strutturale è una matematica continua. I fisici hanno un modello della materia solida e anche liquida, gassosa, discontinua, fatta di particelle. Noi ingegneri strutturali abbiamo il modello del continuo, quindi per noi il materiale è come una pasta che riempie completamente lo spazio, che è soggetta a delle tensioni. Allora, finché e queste ho solo 2 slide un po' tecniche, finché il materiale è continuo, questo quadrato qua ci rappresenta un intorno infinitesimo di un punto, cioè uno spazio piccolissimo attorno a un punto su cui agiscono, vedete le forze Fx, Fy, Fz sono il peso, per dire, e poi ci dicono le tensioni dentro il materiale possono variare in questo modo se il materiale è in equilibrio. Il problema è che tutte le operazioni, qui adesso non sono sicuro di saper usare il puntatore, eccolo qua, queste operazioni qua che si chiamano derivate valgono solo se il materiale qui è continuo. Quando ci fosse una cricca che separa il materiale, queste operazioni qui non sono più definite. Non è un problema del materiale, è un problema della matematica che descrive il comportamento del materiale. E quindi, quando con la meccanica classica si cerca di rappresentare le cricche, si inventano tutta una serie di sotterfugi matematici che si chiamano meccanica della frattura lineare elastica, meccanica della frattura plastica, eccetera, eccetera, che sono teoricamente impuri, diciamo così. Di recente, uno studioso americano, questo Stuart Silling, che è ancora vivo, propone una nuova teoria che la teoria suppone che il punto materiale, questo X, non è che interagisce solo con i punti che gli stanno vicino, ma interagisce, è come una specie di sistema planetario, ma continuo. Questo punto interagisce con tutti i punti all'interno di questa regione H che si chiama l'intorno del punto. Se c'è una cricca, così, che separa la zona gialla dal resto, le forze che agiscono sul punto, questo integrale qua, l'integrale è una somma di forze, praticamente somma la forza che il punto x' esplica su x e tutte le forze all'interno, tutte applicate a questo punto. Questo integrale, invece che essere calcolato sull'ellisse rossa, viene calcolato sull'ellisse rossa a cui si toglie la porzione gialla. E non c'è nessun problema di teoria, perché si sono sostituite delle operazioni che richiedono la continuità, le derivate, con operazioni che non richiedono la continuità, gli integrali.
Detto questo, allora vediamo adesso. Questo qui che cos'è? Questo è un vetro temperato a cui è stata data una martellata. Questo problema qui è irrisolvibile per i metodi di calcolo. Cioè, uno può pensare, siamo arrivati sulla Luna, fra poco andremo su Marte. Però se voi prendete una lastra di vetro e gli date una martellata, fino a 20 anni fa non si sapeva come rappresentare questo fenomeno meccanico. E se voi cercate, c'è uno studioso di un'azienda, fra l'altro americana, questo è interessante, che negli Stati Uniti le aziende fanno anche ricerca seria. I soldi dati a Silling per il suo sabbatico durante il quale ha sviluppato la teoria della peridinamica venivano dalla Boeing, che era interessata a sviluppare nuovi metodi di calcolo. Allora qui c'è uno studioso americano che fa vedere come con la peridinamica uno può ottenere dei patterns, si chiamano con una parola così un po' inglese, che sono molto simili, perché anche se uno prende due lastre nominalmente uguali e le rompe, non ottiene lo stesso pattern di frattura. C'è sempre una componente casuale nei fenomeni di frattura che non si riesce perché si ha una conoscenza imperfetta della struttura del materiale. Ma quello che conta è che la peridinamica possa riuscire a riprodurre delle strutture simili a queste, in particolare non solo in 2D ma anche in 3D. Qui adesso cioè il fatto che uno riesca a rappresentare tutte le rotture nello spessore del vetro in 3D è un risultato che diciamo è difficile da apprezzare, perché noi ci stupiamo quando vediamo SpaceX che viene preso al volo e il razzo non deve appoggiarsi per terra ma viene sospeso. Però questo da un punto di vista concettuale è estremamente sofisticato. Allora, detto questo, un altro esempio, qui abbiamo un fenomeno che in inglese si chiama electrical breakdown. Vuol dire, ma allora, un esempio naturale è il fulmine. Quando c'è uno strato, un materiale che non conduce bene l'elettricità, bisogna che a tale materiale sia applicata una differenza di potenziale molto alta perché possa passare l'elettricità. In quel caso passa con una scarica, il fulmine. Qui, questo materiale qui era stato introdotto un elettrodo a un estremo, uno all'altro, si è generata questa grande differenza di potenziale e questa poi è diventata una scarica che provoca delle fratture che hanno un andamento poi anche che sembra un po' un frattale qua, molto bello, vengono utilizzati anche per produrre dei soprammobili, però anche questo fenomeno qui è elettrotermomeccanico e coinvolge in modo determinante fenomeni di frattura. Siamo al vertice, cioè è difficile pensare a qualcosa di più complesso. E questo qui, vabbè, voi dite adesso, questo qui è una simulazione 2D solo della parte iniziale qua. E qui dentro ci sono tutte le leggi fisiche e meccaniche, l'accoppiamento fra tutti i campi, e la zona marrone rappresenta la zona qui iniziale di propagazione delle cricche. Poi il nostro problema, perché questo è un risultato del nostro gruppo di ricerca, il nostro problema è che non abbiamo le risorse computazionali per simulare qualcosa del genere. Ma almeno l'inizio non è così male. Allora, a questo punto, finalmente è possibile dare corpo all'idea del gemello digitale, il digital twin. Cos'è? Può darsi che alcuni di voi ne abbiano sentito parlare, può darsi di no. Per ogni oggetto sufficientemente costoso, tipo un aereo, ma nel corso del futuro, penso si potrà fare anche per qualunque oggetto, un'automobile, un autobus e così via, si può costruire un modello matematico, che questo modello matematico qui non è, per dire, questo può essere un Airbus 380. Questo non è il modello matematico dell'Airbus 380, è il modello matematico di quello specifico esemplare di Airbus 380 che rappresenta bullone per bullone, vite per vite, saldatura per saldatura, un singolo esemplare di aereo. E qui adesso forse sarà possibile, grazie al metodo di calcolo che si chiama peridinamica, sarà possibile studiare la propagazione delle cricche, non solo studiarla, ma prevederla. Così facendo,
c'è un passaggio di dati enorme da un lato all'altro, bisogna che questo aereo sia sensorizzato, bisogna che siano note le sollecitazioni che sono applicate adesso, ma questo non è un grande problema. Bisogna poi trasmettere tutte queste sollecitazioni su questo aereo, sul quale poi si fanno le simulazioni che rappresentano il comportamento dell'aereo vero nella realtà. E quindi se noi riuscissimo, e penso che si riuscirà, ma nel giro di qualche quinquennio, non di tanto tempo, riusciremmo a diradare la necessità di svolgere quelle indagini molto costose e periodicamente abbastanza vicine, ogni 15 mesi, che riducono la efficienza economica di tanti prodotti come per esempio gli aerei. Tanto non so adesso, dei gemelli digitali in un certo senso sono già usati per esempio in Formula 1, non so se qualcuno, non mi sembra la audience appassionatissima di Formula 1, però quando ogni casa automobilistica ha il gemello digitale di tutti i circuiti, per cui loro fanno la simulazione di quello che la singola macchina consuma nel dato circuito, in modo da caricare sulla singola macchina solo il carburante necessario, non un etto di più. Quindi sta già nei settori tecnologicamente molto avanzati, si fa già. E poi, come sempre, da là si diffonderà. Quindi possiamo immaginare che anche elementi estremamente complessi, come questo è il motore di un aereo, anche di questi elementi si costruirà il gemello digitale e si potrà studiare l'eventuale propagazione di cricche, il danneggiamento dovuto all'usura o dovuto a degli effetti episodici. Detto questo, questo qui è il programma in generale di una conferenza DigiTwin 2024 che si è tenuta in contemporanea in 3 località, Milano, Pechino e negli Stati Uniti. E qui vediamo i vari argomenti a cui si pensa di applicare questa idea del gemello digitale. E vorrei attirare la vostra attenzione su questo. Digital Twin Health and Medicine. Vedete, fra tutti gli argomenti è un solo, cioè no, se voi guardate dov'è Smart Manufacturing 1, Smart Manufacturing 2, Smart Manufacturing 3, cioè quello è un argomento su cui si è già svolta una notevole ricerca. Qui ce n'è solo uno, fra l'altro in fondo, quindi vuol dire che non è proprio l'aspetto più importante, ma io penso diventerà sicuramente uno degli aspetti più importanti e l'idea è rappresentata qua. Praticamente io penso si potrà fare il gemello digitale di ciascun essere vivente. E quindi le ultime slide saranno su progetti dove sono stato coinvolto io con questo obiettivo. E l'importanza della peridinamica consiste nel fatto che sarà possibile non solo simulare la vita sana delle persone, ma sarà possibile simulare anche la chirurgie, gli interventi chirurgici che verranno svolti sulle persone, ma per simularli hai bisogno di strumenti di calcolo che possano rappresentare le discontinuità, i tagli. E quindi, vediamo un attimo, questo è un progetto, si parlava prima della Fondazione Cariparo, che è stato finanziato dalla Fondazione Cariparo, che ho condotto insieme al Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova, cosa interessante, e con la collaborazione della Dainese, che è l'azienda che produce le protezioni per i motociclisti. A quel tempo, adesso non è più così purtroppo, a quel tempo la progettazione della Dainese era diretta da una persona lungimirante che aveva in mente di fare il casco di protezione per i motociclisti su misura del singolo essere umano, perché riteneva è impossibile che un casco uguale per tutti funzioni per tutti. Chiaramente ci sono delle difficoltà grosse, però quindi lui era molto interessato al fatto che noi sviluppassimo dei modelli di cervello umano. È possibile svilupparci, si trovano in internet modelli medi di cervello umano che rappresentano le caratteristiche medie, ma noi dicevamo no, noi vogliamo sviluppare dei modelli
Cioè io so nome e cognome di queste 3 persone qua, chiaramente non le diciamo, però erano praticamente, lui era quello che lavorava di più sul progetto, ha detto io mi offro per studiarmi il mio stesso cervello. E a partire dalle immagini di risonanza magnetica, quindi si hanno le immagini di risonanza magnetica, cosa bisogna fare? Quindi per adesso non è ancora così è facilmente realizzabile il gemello digitale, però bisogna fare la cosiddetta la procedura di segmentazione, vuol dire che i diversi tessuti devono essere rappresentati con diversi colori e quindi per fare questo lavoro adesso abbiamo sempre bisogno di 2 persone, perché ci vuole la persona che conosca il software, che è un ingegnere, e la persona che conosca i tessuti, che è un medico. I medici si ostinano a non studiare computation mechanics, mentre ci sono molti ingegneri che si stanno dedicando allo studio della biomeccanica. Allora, quindi nel momento in cui uno sia in grado di separare tutti i vari tessuti, vedete la parte rosa è la materia bianca, la parte verde è la materia grigia, questo qui azzurro è il fluido cerebrospinale e questo qui rosa più spesso è il cranio e questa azzurra verde che sta attorno è la pelle. E qua si vedono per esempio gli occhi e così via. Una volta che si è fatta questa segmentazione si può dare la foto, diciamo così, segmentata in pasto a un motore di calcolo che genera il modello matematico e così abbiamo i volumi che rappresentano il cervello. Noi qui facevamo il cervello perché io ero in collaborazione con il professor Davella di neuroscienze perché la Dainese era interessata ai caschi, ma questa procedura si può applicare su, penso, qualunque parte del corpo umano e su tutto il corpo umano nella sua interezza. E così facendo, vediamo qua, questo non è un grandissimo, però il risultato che si può ottenere è un qualcosa di questo genere, dove a sinistra, questa è la testa di un modello commercialmente disponibile e così facendo si ha l'impatto, vediamo qui adesso se riusciamo a fermarlo un attimo, allora si ha l'impatto. Sotto qui c'è tutto il corpo perché la testa è attaccata al corpo e quindi per ricostruire bene la dinamica dell'impatto bisogna avere il corpo sotto, però poi i nostri modelli prendiamo l'accelerazione che viene applicata, la distribuzione di accelerazione applicata alla testa qui e le applichiamo al nostro modello. Questo è quello del ragazzo. E poi possiamo andare a guardare quali sono le deformazioni nella materia grigia, nella materia bianca, le deformazioni che sono una misura meccanica dell'eventuale danneggiamento. Il tessuto si danneggia tanto di più quanto più si deforma. E questa è praticamente l'ultima slide che riguarda, questo è un nuovo progetto appena finanziato, nel quale appunto l'obiettivo è quello di sviluppare un modello, questo qui è molto più di un modello matematico, cioè nel caso in cui qua abbiamo come sempre il cervello, ma potrebbe essere il fegato, potrebbero essere i reni, potrebbe essere qualche altro organo che però più o meno ha la struttura del continuo e definendo opportunamente le leggi costitutive, cioè il comportamento meccanico, questo può essere inserito in uno strumento basato anche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale o per il training dei neurochirurghi in modo che comincino a operare su questo. Qui si vede proprio un modello fisico, ma è anche pensabile che sia tutto un modello virtuale per cui il neurochirurgo muove le mani e sente la resistenza di tagliare i tessuti cerebrali, ma non operando su un qualcosa di fisico, ma solo qualcosa di virtuale. Oppure, anche questo è una direzione di sviluppo, la chirurgia su misura per il singolo paziente, perché quando qualunque paziente avesse un qualunque problema, un chirurgo, anche esperto, potrebbe esplorare diverse sequenze chirurgiche per vedere qual è quella ottimale per quel singolo paziente con quella singola struttura tumorale. Ecco, quindi questo era quello più o meno che contavo di dirvi. Io penso in futuro sarà possibile avere il digital twin, il gemello digitale, magari ci faremo anche 4 chiacchiere con lui, se magari siamo da soli in casa,
E chiaramente c'è la necessità dell'intervento dell'intelligenza artificiale che può permettere di esaminare un sacco di scenari. Pensate, uno vuole rappresentare tutti i possibili incidenti che un motociclista può avere, con l'intelligenza artificiale li può generare. E per gli esseri viventi non saranno solo modelli come quello che abbiamo in mente noi, meccanici, ma io mi immagino che saranno anche funzionali, quindi saremo in grado di riprodurre il fenomeno della digestione, il fenomeno della generazione del pensiero nel cervello e così via. E quindi è sempre più necessaria una collaborazione interdisciplinare tra i medici, gli ingegneri e gli scienziati della realtà virtuale. Con questo ho concluso, grazie per la vostra attenzione.